Eccoci qua dal vivo. Buongiorno a tutti i telespettatori Buongiorno. e alle nostre graditissime ospite che sono per il momento due delle rappresentanti delle Tose di Zaia, questo gruppo che sta facendo onde mediatiche altissime, quasi surfistiche direi, meritatissime. E allora passo subito la parola a Elena che ci spiega come è nato il gruppo e da cosa è nata l'idea, eccetera. Vai Laura. Ah, ok, allora sono Laura, non Elena. Niente, il gruppo in realtà è nato proprio veramente per gioco, cioè così, per una forte grande stima e ammirazione verso il nostro presidente, abbiamo deciso di creare questo gruppo, no? In realtà tu adesso parlavi di onde, e io lo definisco ormai uno tsunami meraviglioso questo gruppo, perché in un attimo veramente siamo arrivati, credo, oggi intorno ai 124.000 membri, quindi cose, cioè, cose delle quali veramente non abbiamo parole, cioè non riusciamo a ringraziare così bene e così tanto le nostre ragazze. Io sono emozionata, scusatemi, perché è una cosa veramente che ci sta toccando il cuore, anche perché abbiamo visto che tra di loro veramente stanno iniziando a fare proprio gruppo, quindi a consigliarsi, a commentarsi tra di loro, a volersi bene, si salutano. Quindi per noi è veramente una cosa bella, una cosa che abbiamo fatto con il cuore, che continueremo a fare con il cuore, perché poi dopo Elena vi spiegherà bene nel dettaglio. E quindi niente, sono felice perché poi delle cose piccole, delle cose così che magari all'inizio sembrano un nulla, invece crescono e nascono delle cose meravigliose e io, ripeto, lo definisco il nostro splendido, meraviglioso tsunami. Ecco, tutto qua. Mi sembra una bella definizione, un bel tsunami pieno di colori e fatto soprattutto di uno tsunami rosa, direi, perché avete nel vostro gruppo solo femminucce, diciamo, per dirla in termini così, vero Elena? Sì, siamo solo femminucce e anche tu Pio all'inizio eri riuscito a entrare di straforo, mi ricordo, e proprio io ti ho cacciato. E abbiamo però un unico ragazzo che abbiamo presentato ieri sera, che si chiama Mattia Pradedan, perché ci aiuta a gestire proprio la pagina dal punto di vista informatico, perché noi non eravamo tanto pratiche e quando il gruppo ha iniziato a crescere così tanto ci siamo trovate un po' in difficoltà e allora lui ci aiuta appunto a gestire proprio la pagina dal punto di vista delle cose prettamente tecniche, diciamo. Sì, e in effetti intanto salutiamo anche Henry che si è Ciao collegata. a tutti. Buongiorno. Ci sta seguendo anche lei, una delle... Ah, ecco, è arrivata anche Mary. Vediamo se riusciamo a far entrare anche lei. Oh, finalmente. Ciao Mary. Sì, raccontateci Ciao, un po', sentite? non so chi sia. Ciao Mary. Manca la Monica. Raccontateci un po', non so chi sia la Però io non persona più sento. adatta a spiegare questo, come fate a gestire tutta questa marea di persone? A quanti siete arrivati oggi? Guarda, secondo me te lo può spiegare Enrica. Il io non killer. sento Pio però. Non senti Pio perché... Enrica. Oddio, scusatemi, mi ero persa perché Mary non ci sente. Niente, io sono stata definita dal gruppo il dito più veloce. Ci siamo divisi un po' i compiti perché all'inizio era abbastanza complicato. Chi approvava le amicizie piuttosto chi andava a vedere i profili, 1000 post. Cioè, stamattina ho aperto e c'erano 17.000 posti in attesa, quindi bisogna vagliarli uno ad uno, ci confrontiamo per vedere chi e cosa pubblicare. Siamo in continuo fermento, siamo delle piccole api operaie, ecco.
però insomma ci tiene unite e ci fa piacere perché c'è tanta dimostrazione di affetto e soprattutto il desiderio di fare del bene da parte di tutte, insomma. Poi quando non ce la facciamo a pubblicare tutti i post, spesso andiamo in privato, in Messenger e chiediamo scusa, cerchiamo di essere solidali, mi pare insomma di avere, come dice Laura, un enorme tsunami fra le mani e io non so nuotare tanto bene, ve lo dico. Sto a galla e cerco di fare il mio meglio, insomma. Ecco, basta perché sono emozionata, mi trema la voce, dai. Non sento più Pio. Io si è bloccato. Ah, boh. Adesso sento voi, ma non ho sentito niente di quello che è stato detto. Monica dice che non riesce ad entrare perché viene espulsa. Sarà un problema della sua linea, secondo me. Adesso dice io ci sono. Su Ok, WhatsApp. però io non ho sentito niente di quello che avete detto. Vedremo. Intanto presentati anche tu, dai Mary, che noi ci siamo già presentate. Adesso? Dai, mentre aspettiamo Pio, siamo in Anche diretta. Mary, per cui deve trovare. Deve ricordare un problema suo di linea. Anche è bello che siamo live e manca Pio. Dai, allora dai, parliamo noi con i ascoltatori, dai, con gli amici questa puntata si chiamerà Aspettando Pio. Allora, intratteniamo il pubblico. Ma sì, ok, dai. Allora io mi presento, sono Mary, tanto che non mi sono presentata prima, una delle ACMI, e ho un negozio di animali, adesso sono qui in toilettatura, c'è un bagnetto che mi sta aspettando per lavarlo, ma intanto ci intratteniamo un pochettino con voi. Pio, ci sei? Ah, è tornato Pio. Eccomi qua, sì, niente, quando io ho incontrato per la prima volta il gruppo ho visto un commento, c'era un articolo che parlava di voi come di un gruppo frivolo, eccetera. Allora sono entrato, che poi Elena mi ha cacciato a pedate, giustamente, perché, essendo maschietto. E invece mi sono reso conto che i vostri contenuti sono molto, molto profondi, commoventi a volte e anche informativi. Quindi mi sono preso la briga di scrivere anch'io un post sul mio blog per ovviare a questa cosa che avevo letto, perché appunto mi sono reso conto che non siete un gruppo goliardico, siete tutt'altro, vero? Chi vuole rispondere? Io rispondo, scusa. Okay. No, volevo solamente dire una cosa, appunto, visto che il gruppo è stato ideato da me e da Teresa, che purtroppo oggi non c'è perché sta lavorando. Inizialmente, appunto, non ci aspettavamo questi numeri, però arrivate a un numero tipo un 10.000, abbiamo detto, ma perché non dare veramente un senso a questo gruppo? E quindi in molte ci stanno chiedendo quando faremo le donazioni e questo e quell'altro stato. Purtroppo siamo state frenate, poi ve ne parlerà Elena, dalla burocrazia, da uffici purtroppo chiusi o con orari limitati per causa Covid, però il nostro scopo è proprio quello di fare la beneficenza. Adesso inizialmente sarà per l'emergenza Covid e poi però continuare su questa falsariga, insomma su questo trend per veramente dare un aiuto sostanziale e concreto, perché ci siamo resi conto che veramente queste donne sono meravigliose, proprio ci tengono, ci chiedono di continuo e quindi abbiamo dato un senso e questo è bello, cioè la goliardia c'è, rimane, però anche l'aiutarsi reciprocamente è bello, cioè, troviamo riscontro anche proprio in questo, una con l'altra, si danno consigli, si aiutano, dai, tieni duro, magari se c'è una che sta chiudendo un locale, dai, su, forza, siamo con te, ce la puoi fare, ed è molto bello questo. Basta, chiudo perché non voglio parlare sempre solo io e lascio la parola ad Elena che magari spiega nel dettaglio il discorso, se vuoi.
della Sì, donazione. praticamente per fare questa nostra idea della beneficenza ha richiesto, per essere appunto trasparenti e per fare una cosa che possa essere anche continuativa nel tempo, ha richiesto la costituzione di un'associazione senza scopo di lucro, e quindi assieme ad un commercialista di fiducia abbiamo redatto tutta la documentazione necessaria. Poi raccogli le firme, con la scusa che non ci si può incontrare di persona per evitare gli assembramenti. Ovviamente la cosa è andata un po' più per le lunghe, e poi lascia fare che, appunto, come diceva Laura, l'Agenzia delle Entrate lavora a ritmo ridotto. Comunque proprio ieri siamo riuscite a costituire la nostra associazione e a registrarla appunto sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Adesso dobbiamo finalizzare il conto corrente e poi con l'aiuto di Mattia, che organizzerà appunto tutta la questione informatica, potremo partire, noi speriamo, entro la prossima settimana, diciamo, con la raccolta fondi. Bene, questa è una fantastica, diciamo, notizia, molto bella. Mi piace che state facendo le cose molto in maniera ordinata e precisa. E non so, Mary, qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa di particolare, qualche aneddoto, qualcosa, qualche difficoltà che avete incontrato, sicuramente non sarà stata una passeggiata iniziare e vedere questo flusso di ragazze che entravano ogni giorno, che commentavano foto e quant'altro. No, non è facile, anche perché non eravamo preparate a una cosa così grande, cioè 120.000 persone che scrivono, cioè, tanti di noi stanno su fino alle 2 di notte, 3, ad approvare, ad eliminare dei post, perché in 15 giorni abbiamo visto 2.100.000 tra post, commenti e cose. Ecco, un appello che lancerei, diciamo, a tutte le nostre sostenitrici: abbiate veramente pazienza. Siamo in poche, abbiamo un lavoro, abbiamo una famiglia, cerchiamo di approvare i post. Alcuni non vengono approvati perché magari già mandati tante volte. Cerchiamo di essere anche sociali, nel senso di aiutare dove si può, però senza mai andare ad interferire con quello che è le cose che può dire la regione. Magari ci chiedono a volte dei consigli che noi non abbiamo le competenze da poter dare, quindi ci manteniamo su una linea dove non andiamo a creare, diciamo, dei contrasti con quello che effettivamente viene detto nei TG o dalle fonti ufficiali. Detto questo, spero veramente che tutte le cose iscritte poi al momento della donazione siano veramente presenti, perché faremo un botto. E sono felice. Stiamo sacrificando tanto tutte, aiutateci, vi prego, cercate di capire. Ecco, sì, questo mi sembra una cosa da dire, anche perché con questi numeri bisogna avere... No, veramente io sono rimasto basito quando avete fatto riferimento a tutte Noi siamo abituati normalmente a gestire quei pochi commenti, quelle poche foto, quelle poche cose che facciamo ogni giorno nelle nostre pagine Facebook. Immaginarsi con quel volume di persone, siete un esercito praticamente, voi siete un esercito di donne agguerrite e veramente decise di andare avanti in questa bellissima avventura, immagino. Chi vuol rispondere? Eri? Vai Enrica. Aspetta che ti accendo il microfono. Ecco. Rispondi tu, Eri? No, guarda che è ancora zittita. È ancora zittita. Ecco, a posto. Ok. Ci sono? Eccola. Vai.
Allora, ci tengo Ci a sei. dire che siamo non determinate di più, perché siamo mosse da una causa che avrà un effetto incredibile. Io sono certa di questo e comunque sarà un successo perché siamo state forti e siamo forti. Volevo solo aggiungere una cosa. Noi all'interno delle nostre regole abbiamo messo delle parole chiave per eventualmente frenare polemiche piuttosto che altre segnalazioni. E devo dire che il 90% delle parole chiave che vengono, sì, che vengono segnalate proprio all'interno di questo gruppo sono solo parole magari in dialetto che fanno ridere, cioè non c'è nessuno che si comporta male, non c'è fazione politica, non ci sono parolacce se non magari qualcuna tipica veneta in dialetto. Ma devo dire che insomma sono orgogliosa del tenore e della qualità delle persone che appartengono a questo gruppo, insomma. E faremo grandi cose, lo dico sempre. Basta, io chiuso. Le state già facendo, quindi andrete avanti con le vostre... e il presidente l'avete già incontrato? Dovevamo forse incontrarlo oggi, ma per questioni di altri impegni non ha potuto partecipare. Avete in mente, avete progetti per incontrarlo, salutarlo? Fate qualcosa di pubblico in futuro? Al momento l'abbiamo solo buttato fuori dal gruppo, è l'unico momento in cui l'abbiamo incontrato. Esatto, quindi chissà se vorrà rincontrarci dopo quella che gli abbiamo combinato. Sì, ma niente tosi è la regola, niente No, tosi. Adesso magari più avanti. In occasione della donazione alla Regione del Veneto, magari ci sarà occasione, insomma, ecco, noi speriamo di incontrarlo prima o poi. Io se posso voglio aggiungere una cosa riguardo noi amministratrici. Alcuni di noi si conoscevano già da prima, no? Alcune di noi si sono conosciute in queste 2 settimane, perché io per esempio Mary non la conoscevo. Siamo tutte molto diverse caratterialmente, e io che sono la bilancia del gruppo, no? Che cerco sempre di mettere un po' in equilibrio. Mi diverto perché veramente trovo in loro queste sfaccettature, questi caratteri diversi che secondo me tra l'altro è un bene poi alla fine, perché gli opposti si attraggono, no? Si dice, quindi se fossimo state tutte uguali, tutte quante avremmo voluto magari prevaricare o fare un qualcosa in più, e invece se ognuna di noi, secondo me, sta trovando il proprio ruolo, il proprio posto in questa gestione e ci rispettiamo anche per questo, insomma, veramente ci stiamo imparando a conoscere ed è bello, cioè io sono felice anche di questo, insomma, al di là del gruppone di 124 ormai 1000 donne, anche solo noi 7 più Mattia ovviamente che sappiamo essere il nostro toso, stiamo veramente creando qualcosa di bello anche tra di noi e di forte, una bellissima amicizia. Con questo chiudo. Ciao Valentina della Libera! Ci sono tutti i commenti qua delle persone che adesso mandano in onda uno alla volta. Ragazzi, certo io vi devo lasciare un appuntamento inderogabile. Sì, anche io lavoro. Scusate, ciao Annie. Anch'io. Grazie Pio, per grazie essere stati mille. con noi. Grazie a te. a lavorare. Grazie Pio, grazie a tutti. Ciao. Grazie, ciao Lucia. Ciao. Ma guarda questa. Bene, quindi siamo rimasti in 3. Allora, certo che pensandoci bene, no, 120.000 è come uno stadio di calcio pieno, cioè anche con gente fuori che Due stadi. Mamma mia, ma dormite alla notte? Enrica no. Enrica sta su anche fino alle 2 ad approvare post e quant'altro. Enrica fa veramente le ore piccole.
Però adesso non so il Maracanã se riuscirebbe a contenersi, adesso non so la disponibilità dei posti del Maracanã, ma insomma San Siro sono 80.000,